Andiamo nel Veneto perché nel Veneto c'è un amico, Giacomo Gasparotto, assessore provinciale a Venezia. Grazie direttore. Gasparotto, dunque quest'onda lunga delle elezioni prosegue. Oggi c'è stato a San Michele al Tagliamento il primo incontro che dovrà stabilire la nuova giunta Codognotto. La giunta Codognotto non è ancora pronta, lo sarà probabilmente martedì in una seconda riunione. Come commenta il risultato di San Michele lei? È una vittoria anche del centrodestra? Anche. Guardi, diciamo questo, che nella provincia di Venezia andavano al voto 11 comuni, diciamo che c'è del chiaro e del scuro, nel senso che attualmente abbiamo 5 comuni al centro-sinistra, 2 al centro-destra e 2 al ballottaggio. In linea generale diciamo San Michele è quello che va al ballottaggio? No, no. No, perché comunque non si capisce se ha vinto il centrodestra o il centrosinistra. In termini generali. Certo. Si è capito una cosa, che dove il PDL e la Lega vanno divisi perdono, e quindi in parecchi, a Fossò, a Corto d'Altino, c'è comuni che potevano tranquillamente essere al centrodestra. Più vicini a noi assessore, a Eraclea. Esatto. A Eraclea, esatto. San Michele al Tagliamento è una situazione abbastanza particolare, 7 liste, c'è stata vinto Pasqualino Codognotto con una lista in cui c'è dentro un po' di tutto, mi sembra, proveniente un attimino un po' da tutte le varie anime politiche. Proveniente anche dal centrodestra, anche dalla Lega, insomma. Esatto. Il gruppo dei moderati ha fatto squadra a San Michele, però non quei partiti. Esatto, quindi il PDL e la Lega sono presentati divisi e il risultato è questo. Oggi bisogna fare un po' un'autocritica, un mea culpa per tutti, e un messaggio che ci dà queste elezioni è questo, che il centrodestra deve dare un'immagine al cittadino di unità di intenti, di unità programmatica, ma soprattutto nelle persone, meno personalismi e più programmi e più politica. Ringraziamo Giacomo Gasparotto per il suo intervento, linea alla redazione centrale, grazie.